Franco Ennio, sindaco di Monselice. La notizia arriva nel primo pomeriggio. Dopo un'ora dall'inizio dello spoglio, il divario con l'avversario Stefano Peraro è netto. Ennio, candidato della coalizione di centrosinistra, vince con il 53%, grazie anche all'appoggio esterno del candidato Fabio Conte e ribalta il risultato del primo turno. Monselice torna così al centrosinistra dopo quasi 30 anni. È una vittoria bellissima, ma è una vittoria di tutte le persone che vediamo qui intorno, tutto il gruppo che mi ha sostenuto, che ha sostenuto questo progetto, un progetto di una Monselice nuova, una Monselice partecipata. Quindi un grazie a tutte le elettrici e agli elettori che hanno creduto a questo progetto e che con il loro voto hanno dato fiducia al progetto. La nuova amministrazione riunisce Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Civiche e movimenti ambientalisti e punta a coinvolgere i cittadini nel governo della città della Rocca. Una città partecipata, come dicevo prima, quindi una città che possa essere al massimo condivisa nella sua azione amministrativa. Io spero che il nostro impegno possa essere importante per Monselice. Ci metteremo tutto l'impegno che questo possa avvenire. La vittoria di Ennio porta all'esclusione dal Consiglio Comunale dell'ex sindaca della Lega Giorgia Bedin, oggi consigliera regionale. Entreranno tanti nuovi consiglieri under 30. È una vittoria anche generazionale, dopo 27 anni svecchiamo molto il Consiglio Comunale e anche la nuova amministrazione e restituiamo finalmente questa città a un colore diverso, quello del centro-sinistra. Ennio varca le porte del comune nel suo discorso e ringraziamento anche a Fabio Conte. Io, al di là degli schieramenti politici, sono il resto di centrodestra, però i problemi di Monselice non hanno colore. Io sono a disposizione con la nuova amministrazione del sindaco Ennio per affrontare i problemi della città e finalmente mettere mano a questa città che non merita il ruolo che in questo momento ricopre, ma molto di più. Per il Partito Democratico quella di Monselice è una vittoria importante. Ha vinto un sindaco concreto, una persona che sa parlare con i cittadini, quindi io credo che Franco Ennio farà molto bene insieme a tutta la squadra che è stata eletta.